partiti, siamo in casa del Verona, formazioni delle squadre, pari, 1 Lamanna, 2 Crescenzi, 6 De Falco, 10 Forestieri, 20 Stojan, 21 Scavone, 23 Ceppitelli, 24 Romizzi, 29 Garofalo, 55 Borghese, 87 Caputo, in panchina 37 Koprivic, 15 Masi, 18 Bellomo, 19 Galano, 22 Polenta, 34 Defendi, 89 Albadoro, allenatore Torrente. Ed ora la formazione del Verona. Numero 1 Saracinesca Raffaella, 5 capitano, mio capitano Luca Ceccarelli, 10 è tornato Emil Olfrenson, 13 La Roccia Matteo Abbate, 17 El Gaucho Victor Mareco, 19 il Bocha do Brasil Jorginho, 21 il Bomber Juanito Gomez, 27 Vola Vola Emanuele Berrettoni, 32 La Torre Sasha Bielanovic, 33 metti la freccia Ceppi Pugliese, 77 il muro Panagiotis Taxidis, in panchina 26 Frattali, 8 Russo, 9 Ferrari, 11 Beckman, 14 D'Alessandro, 16 Galli, 23 Cangi, allenatore, uno di noi, Andrea Condorini. E deve continuare a sognare il grido di sempre, forza Verona, forza Roma! Jorginho che mette in mezzo, rete! Colpo di testa in una mischia paurosa, accesasi nel vivo dell'area di rigore del Bari, in mezzo a un mucchio di giocatori dell'una e dell'altra squadra. È emersa la testa di Juanito Gomez che ha messo in rete il gol del pari. Verona 1, Bari 1, pronto a battere. Calcio di rigore e ammonizione. Ceccarelli si stava avventando sul calcio di punizione di Jorginho ed è stato abbattuto da Crescenzi e l'arbitro estrae da Scavone e l'arbitro ha estratto un altro cartellino giallo
ai danni del giocatore del Bari. Azione decisiva per il proseguio della gara. Forza Emanuele, siamo tutti con te. La battuta, rete! Viva Emanuele Berrettoni, ancora una volta il giocatore che forse aveva lasciato più perplessi nel primo tempo è risultato determinante. Destra Gomez straordinario nel suo tuffo di testa al secondo minuto, attenzione ancora Gomez, grandioso, in mezzo Bjelanović, rete! Sasha Bjelanović, stupendo intervento sotto misura sul cross dalla destra di Gomez straordinario nell'andare sulla destra con un'azione personale continuata, insistita, spettacolare, vincente, al termine della quale ha messo in mezzo un pallone sul quale Bjelanović, facendo forza sulle sue stesse qualità, sue atletiche, Taxidis cerca un lancio profondo per Bjelanović supera Borghese, entra in area, rete! Grandioso il gol di Sasha Bjelanović, che su un servizio profondo è andato ad anticipare di testa il torreggiante Borghese, era molto decentrato sulla sinistra, ma da lì ha messo in mezzo uno straordinario pallonetto con il quale ha superato la manna